Il T-Hotel con la mostra Svelati ospita Andrea Mura, che tutti conoscete. Poi lo descriveremo meglio, ma quello che è importante fare è far svelare l'atleta Andrea Mura. Il velista cagliaritano Andrea Mura non ha gli occhi azzurri, ma nel suo sguardo c'è la brillantezza del mare, l'energia delle onde che cavalca. Vincitore della Route du Rhum, la regata transatlantica in solitario, della Ostar, la transoceanica dall'Inghilterra agli Stati Uniti, e della Quebec Saint-Malo. Un uomo la vela l'oceano. Cosa si pensa in quei momenti? Dove vola il tuo pensiero, oltre allo sport? Prima di tutti vola verso la vittoria, quindi cercare di arrivare il prima possibile davanti a tutti, questo sempre. E poi in qualche momento, diciamo, un po' tranquillo, pensi a quanto è bella la vita e tutto quello che ti viene a mancare che hai lasciato a casa, perché sei in un momento veramente difficile, quindi ti rifai quei bei pensieri anche delle cose più comuni che si vivono ogni giorno e che spesso passano inosservate. Ogni cosa, ogni atto che si fa comunque diventa molto bello. In quelle lunghe traversate in solitaria si soffre la solitudine? Dipende, in regata no, per me no, perché sono talmente concentrato sull'obiettivo che non c'è proprio il tempo. Ma in trasferimento invece sì, è davvero difficile perché non ti passa più. Infatti preferisco fare i trasferimenti in equipaggio e non in solitario. Ho provato e non mi è piaciuto perché non mi ritengo un solitario, per me è una competizione che faccio a testa bassa e avanti tutta, giusto per raggiungere l'obiettivo e vincere. L'obiettivo è vincere fondamentalmente, quindi come una maratona sei solo e quando distacchi gli altri pensi solo all'arrivo. Ci sono stati dei momenti in cui degli sponsor sono stati problematici, soprattutto quelli istituzionali. E forse tu come essere umano e come sportivo senti più l'orgoglio sardo e di portare la Sardegna nel mondo che non le istituzioni probabilmente. Ma probabilmente sì, non lo so. Io quello che so è che ho acquistato questa barca e l'ho voluta con i 4 mori perché volevo promuovere la Sardegna nel mondo, come ho sempre fatto, e questa era una grande occasione. A suo tempo la regione mi aveva detto che mi avrebbe sostenuto e quindi mi sono lanciato investendo tutti i miei soldi, ipotecandomi anche le mutande per portare avanti questo progetto. L'ho fatto, lo rifarei ancora, però poi i finanziamenti sono venuti a mancare per 1000 problematiche. E quindi mi sono trovato in grosse difficoltà, specialmente nel 2012. E la barca che abbiamo visto hai dovuto vendere? Ho dovuto venderla, sì, è stata venduta da chi l'aveva acquistata e abbiamo veramente fatto i salti mortali perché il progetto non fallisse brutalmente. Ci siamo riusciti, la barca è stata persa e siamo trovati insomma con un pugno di mosche in mano, per cui è andata così. Diciamo che mancava poco, la regione avrebbe sicuramente potuto coprire l'importo, ma a detta loro non era possibile finanziare atleti singoli, ma soltanto squadre come il Cagliari Calcio e la Dinamo, questo è ormai risaputo. Le mutande ce le hai ancora? Per adesso sì, per adesso sì. Diciamo che in qualche modo sono riuscito a recuperare e ritornare a galla, ma al 2012 ho davvero visto la fine amministrativa alle porte e ho rischiato il default finanziario proprio perché venivano a mancare contributi promessi che poi, grazie al tanto criticato Massimo Cellino, invece in qualche modo mi ha dato una mano in quel periodo e ha spronato la regione affinché tutto riprendesse. Per cui non ho recuperato tutto quello che dovevo, però insomma diciamo che ho superato la fase un po' di rosso. Poi, come se non bastasse, è subentrata la Guardia di Finanza e sono stato martellato da loro per aver speso i miei soldi in maniera illegittima, senza dolo.
perciò mi ha dato il colpo di grazia e ancora ne sto pagando le conseguenze. Non ho rubato, non è finita sui giornali, però di fatto la legge vieta che chiunque possa prestarti dei soldi se non scrive la dicitura nel bonifico prestito infruttifero. A me è stato scritto tipo prestito mamma e papà e quello è stato considerato un pagamento in nero e quindi messo a reddito. Moltiplico per 5 anni per 1000 pagamenti stupidi e questo la gente comune non lo sa, è venuto fuori che avrei dovuto guadagnare 150.000 euro l'anno mentre invece ero in rosso di 150.000 euro l'anno. La parola passione era vietata ed è tuttora vietata dallo Stato, dal governo italiano, quindi se è la passione che porta avanti questa nazione è comunque vietata amministrativamente parlando e perciò così è stato. Io comunque dopo piano piano mi sono ripreso anche lì e continuo ad andare per mare imperterrito per portare alta la bandiera dei quattro mori, quella italiana, e me ne frego. Grazie. Bravo.